Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ben trovati all'appuntamento del venerdì con il professor Fabrizio Pezzani, professore emerito di economia della Bocconi, che abbiamo beccato nel più profondo dell'Egeo quest'oggi. Lo ringraziamo per la sua presenza, grazie professore per essere qui Vorrei anche ricordare oggi. da dove viene il nome Egeo. Egeo era il padre di Teseo, no? Che venne inviato da Minosse per uccidere il Minotauro, e di lì venne aiutato da Arianna, che diede il filo a Teseo nel labirinto del Minotauro per uccidere il Minotauro e poi per uscire dal Minotauro. Teseo ringraziò Arianna, ma però durante il viaggio di ritorno la lasciò a Naxos, dove io sono, che sposò, e Arianna lì disperata si sposò con Dioniso, e Dioniso come regalo di nozze gli fece l'aurora boreale, no? Il padre di Teseo si chiamava Egeo, no? E erano rimasti d'accordo che se lui fosse sopravvissuto, avrebbe messo le vele bianche, e se fosse morto avrebbero messo per lui le vele nere. Non si ricordarono di questa cosa e quindi si avvicinarono al castello di Egeo, e la barca mantenne le vele nere, al che Egeo, disperato, pensando che il figlio fosse morto, si buttò in mare, e da quel momento il mare prese il nome di mare Egeo. Questa è la storia della leggenda Guarda, greca. devo dirti la verità, non so come hai fatto a ricordare tutto questo intreccio. Pure io ho studiato qualcosa all'epoca al classico, ma la mitologia greca era talmente complessa, intorcinata, per usare una brutta parola, Sì, però insomma è un po' la madre di tutto il nostro architrave culturale, no? Per moltissimi versi. assolutamente sì, Mm. assolutamente sì. Solo che ce ne siamo dimenticati completamente, direi quasi completamente. E ho la vaga sensazione, professore, qui tocco un tema accademico, roba tua, che le nostre scuole non abbiano fatto molto negli ultimi decenni per No, farci ma anch'io. riafferrare le nostre radici, quelle più feconde. Ecco, il problema che emerge è che la cultura tecnica ha ucciso le scienze umanistiche. La gente studia la tecnica, ma non studia il greco e il latino, che sono lingue morte. Ora, in realtà il latino venne parlato in Europa sino al 1500-1600 perché era la lingua ufficiale scientifica. Quindi in Europa si parlava il latino, in tutta Europa si parlava il latino. La cosa più importante di queste due lingue, fra virgolette, morte, è evidente che oggi non puoi parlare il greco e il latino in una conferenza o da un'altra parte, ma hanno un dono inestimabile. Per chi ha fatto latino e greco sa che cosa vuol dire pensare, perché tradurre un testo di greco in italiano o di latino in italiano obbliga la gente a pensare, e quindi il vero contributo delle scienze, tra virgolette, morte è quella di dare vita al pensiero. Quindi è questo l'importante che nelle scuole si è perso. Quindi lo studio della tecnica non contribuisce, come contribuiscono le lingue morte, a formare l'attitudine al pensiero, che oggi è il grande assente nella nostra storia. Ci eravamo lasciati l'altra settimana proprio con un tuo articolo su questo tema pubblicato su opinione.it, no? La tecnica e il Sì, sì. ritorno alle scienze umanistiche, che si apriva, a me è piaciuta molto, con una citazione del Caffè dell'undicesima musa, il libro di Joseph Roth, Sì, dalla sì. caverna alla cultura e di qui con l'appiattimento della civilizzazione al materialismo della tecnica, per tornare alla caverna attraverso guerre, socializzazione, proletarizzazione, il passo è breve. A me tra tutte queste parole mi colpisce una in particolare in questo momento: proletarizzazione. È un destino inevitabile della futura società tecnica, intelligenza artificiale e compagnia bella? È inevitabile che ci proletarizzeremo, cioè ci impoveriremo tutti? Se non si fa nulla, sì. Se non si fa nulla, sì. E cioè solo Amazon
lo scorso anno, grazie al fatto che ha usato l'intelligenza artificiale per i magazzini, ha lasciato a casa 30.000 persone. Goldman Sachs ha fatto un'analisi delle perdite di lavoro per questi tipi di lavoro, e stiamo parlando di milioni di posti di lavoro. Questa è la realtà. Poi il problema diventa o blocchiamo, e qui va richiamata l'enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, che fa precisamente riferimento a questo, che la tecnica deve essere al servizio dell'uomo e non deve essere il fine che poi diventa l'uomo, il mezzo sostanzialmente. Quindi c'è certamente un problema che l'intelligenza artificiale possa contribuire ad azzerare una molteplicità inesauribile di posti di lavoro. Questo deve essere importante anche perché il problema diventa che la ricchezza, fra virgolette, che si accumula grazie all'uso dell'intelligenza artificiale non viene redistribuita, ma viene riconcentrata nelle mani di pochissimi soggetti, i quali sono ben lontani dall'idea di voler redistribuire. Le conseguenze quali sono? Che in un periodo di grande evoluzione tecnologica e in tutti i sensi abbiamo un incremento senza pari nella storia della disuguaglianza, della unemployment, cioè della disoccupazione e della povertà. Quindi in una fase in cui l'incremento della ricchezza dovrebbe servire a favore dell'umanità, questo è esattamente il contrario. Quindi l'intelligenza artificiale, se non è in un qualche modo condivisa, allora possiamo pensare che le aziende che risparmiano lasciando a casa delle persone per l'intelligenza artificiale per aumentare i loro risultati economici siano soggette a una maggiore tassazione. Questo diventa abbastanza evidente, perché altrimenti che cosa succede? Che questo processo porta a una concentrazione di ricchezza senza pari nella storia, come è già adesso, ma coloro che hanno in mano questa ricchezza governano poi il mondo, perché sono loro che decidono chi deve andare al governo e chi non deve andare al governo, e quando è al governo che cosa deve fare e cosa non deve fare. Si sta già verificando questo, quindi in realtà l'intelligenza artificiale, se non controllata, è un processo di progressiva distruzione della democrazia. Quindi una democrazia di fatto in un paese con la presenza massiccia di un'intelligenza artificiale è condannata alla morte. Questo secondo me è il vero grande problema che suscita anche Leone XIV nell'enciclica Humana Humanitas. Professore, magari ci torniamo sopra su questo argomento. Oggi avevamo inteso impostare la nostra conversazione su alcune notizie, una piccola rassegna stampa in chiave europea, ma non solo, che ha a che fare peraltro con quello che ci hai appena detto per moltissimi versi, anche se partiamo dalla nuda cronaca. La nuda cronaca fa stella un po' di notizie. La prima viene dalla Banca Centrale Europea, secondo la quale le piccole e medie imprese nell'area dell'euro stanno male, danno segni di peggioramento della crescita nel secondo trimestre, perché arriva l'impatto della guerra in Medio Oriente sull'attività economica. Nel contempo però la Presidente della BCE Lagarde ci fa sapere che c'è grandissima fiducia dalle parti di Francoforte, della Banca Centrale Europea, per il futuro dell'inflazione. Le aspettative di inflazione a breve termine sono aumentate dopo il picco energetico. Tuttavia, al momento l'opinione pubblica non si aspetta che l'inflazione elevata sia duratura. La maggior parte degli indicatori delle aspettative di inflazione è intorno al 2%, quindi stabilizzazione dell'inflazione intorno all'obiettivo del 2%. Com'è che si mettono insieme, secondo te, queste due notizie apparentemente contrastanti? Cioè le piccole e medie imprese soffrono, ma non soffriremo più, dice Christine Lagarde. E dall'altra parte però 400 miliardi, mettiamola così, soffrono per la guerra nel Golfo, Iran-Stati Uniti, però 400 miliardi andranno all'Iran.
È una guerra che l'Occidente, tra virgolette, mi sembra che non è che abbia condotto in maniera super vittoriosa. E quei 400 miliardi lì cosa ti dicono a te, professore? All'Iran? Allora, andiamo per ordine. Quello che dice la Lagarde contrasta con quello che dice il nuovo segretario della Fed, direttore della Fed americano, il quale si trova di fronte a una crescita, fra virgolette, come abbiamo sempre detto in queste trasmissioni, perché era inevitabile che succedesse fuori, che i giornali hanno paura di scrivere la verità, perché la verità poi fa paura alla gente. Quindi bisogna dire alla gente le cose false, no? Che cosa dicono? Dicono che l'inflazione arriverà verso il 4%, i tassi attenzione, i tassi sui rendimenti dei titoli di Stato americano stanno crescendo, e questo che cosa comporta? Comporta dal punto di vista del mercato una maggiore attenzione ai titoli di Stato americani come veicolo di investimento, perché ha una resa, cioè i maggiori tassi di interesse passivi per il mercato, ma attivi per chi li compra, hanno un maggiore interesse, e questo va a scapito, per esempio, del commercio dell'oro, che ha visto una riduzione del prezzo, no? Quindi, nonostante le guerre, nonostante il rischio che l'oro sia considerato un valore simbolo per i periodi di crisi, quindi petrolio, guerre, eccetera, tende ad essere, fra virgolette, sostituito rispetto a basi monetarie, ma questo, attenzione, funziona nel breve periodo, non stiamo ragionando del lungo periodo, perché evidentemente questi tassi comportano per gli Stati Uniti un esborso molto elevato di interessi passivi da pagare sui tassi, sui titoli di Stato americani, tassi di interesse che oggi negli Stati Uniti all'anno sono già più di 1.200 miliardi. Non dimentichiamo che gli Stati Uniti stanno arrivando a 40.000 miliardi di debito pubblico, con un debito pubblico che cresce più del PIL, quindi non possiamo andare avanti all'infinito pensando che questi qua possono fare quello che vogliono. Ora, detto questo, la Lagarde non è mai stata molto convincente, no? Non lo è mai stata, perché è sempre una follower, cioè segue sempre gli altri e segue sempre quello che gli dicono gli altri. Dal punto di vista delle piccole imprese, allora ricordo sempre che il ruolo delle piccole imprese, piccole e medie imprese, io uso il termine minori, le imprese minori, perché ci possono essere delle piccole imprese con un alto numero di dipendenti in un settore di grandissime imprese, quindi dal punto di vista numerico non sono piccole, ma sono piccole con riferimento al settore in cui operano. Che cosa succede? Che il 92%, come abbiamo detto tante volte, degli occupati in Italia sono nelle imprese minori, e questo è evidente che crea un problema, crea un vantaggio e un problema. Il vantaggio è che le imprese minori non crollano mai tutte di colpo una sola volta, come le grandi imprese. Quindi esiste un'alternanza, quelle che cadono, ci sono quelle che nascono e consentono un cambiamento sostanzialmente strutturale del sistema senza che il sistema collassi, come succede con le grandi imprese e le cattedrali nel deserto. Quindi la piccola impresa ovviamente soffre di più di fronte all'aumento dei prezzi delle materie energetiche, petrolio, luce, eccetera, perché ha anche minore potere contrattuale nei confronti delle banche e nei confronti del governo. La Confindustria, in realtà, che è quella più ascoltata dal governo, in realtà rappresenta un numero minore di occupati rispetto alle imprese minori. E il governo che cosa fa? Tutti i governi tendenzialmente hanno fatto così, danno più attenzione alla Confindustria che all'associazione di imprese artigiane, di imprese minori. Quindi sicuramente soffrono, e questo è un problema, e il governo in questo momento non sta facendo assolutamente nulla
per tutelare queste imprese. È chiaro che il problema non è facile, ma il dramma qual è? Che la possibilità di, fra virgolette, favorire le imprese minori attraverso un minore livello di tassazione comporta l'uso di risorse pubbliche che oggi noi non abbiamo, perché abbiamo un bilancio di 3.300 miliardi di debito. Attenzione, noi abbiamo un debito che è sempre cresciuto, cioè sono 30 anni che noi facciamo debito e il debito non è mai calato, è sempre cresciuto, nonostante tutti i governi e tutti gli esecutivi che si sono succeduti avessero sempre messo come primo posto la riduzione del debito pubblico. Quindi sono 30-40 anni che noi continuiamo ad aumentare il debito pubblico, e fino a quando lo aumentiamo, fino a quando il paese non crolla, insomma, no? Poi abbiamo paradossalmente risparmi privati che sono più elevati, quasi più elevati del debito pubblico, no? Quindi abbiamo un paese che ha molto debito ma molti risparmi privati, a differenza delle altre economie che hanno molto debito pubblico ma anche molto debito privato. Non parliamo degli Stati Uniti, dove accanto al debito pubblico c'è un immane debito privato. Quindi questo è importante. L'altro aspetto su cui io sono molto critico è questa corsa all'armamento da parte dell'Europa. Ecco, e qui ti interrompo perché questo settore della difesa fa parte di uno dei settori citati da un altro banchiere centrale, non Lagarde, ma il banchiere centrale italiano, Banca d'Italia. Panetta, il governatore della Banca d'Italia, ha citato il settore della difesa come uno di quelli in cui serve una volontà politica per una maggiore integrazione, perché siamo al crocevia, l'ho sentito dire almeno 800.000 volte, questa espressione l'ho sentita all'infinito, devo dire. Comunque, per l'ennesima volta il governatore della Banca d'Italia dice che siamo al crocevia e ricorda anche quanto affermò il premio Nobel per l'economia, Mondel, nel 1969, cioè che una moneta comune deve essere sostenuta principalmente su basi politiche, perché la politica deve prevalere sull'economia, che mi sembra un'affermazione di una banalità sconvolgente, ma che rappresenta l'esatto contrario di quello che è l'Unione Europea, ovvero l'euro, perché l'euro è sostenuto da una finta politica. Non c'è un'unione politica, io spero da cittadino che non ci sia mai, perché mi fa spavento un'unione politico-istituzionale a livello europeo, un mostro terrificante. Però è ovvio che da un punto di vista, credo, di logica elementare, di logica istituzionale e politica, tu non puoi fare una moneta se non hai uno Stato. Questo ce l'hanno insegnato fin da bambini. Invece l'Europa ha fatto la moneta senza fare lo Stato, con tutto ciò che ne è derivato. Qualcuno ne ha straguadagnato, qualcun altro, la maggioranza, ne ha straperso e adesso continuano a menare il torrone, perdonami questa elegantissima espressione, come fa anche il governatore della Banca d'Italia, che dice che l'unione monetaria non è semplicemente un progetto economico, è una robetta che è partita ormai da 25 anni, quindi stiamo parlando di una cosa che è in piedi da 25 anni. E nel 2026 il governatore della Banca d'Italia, che presumo sia anche lautamente pagato per fare queste osservazioni interessantissime, ci viene a dire che non è un progetto solo monetario, ma anche economico, e che per di più non è un progetto solo economico perché deve essere un progetto politico. Quindi dobbiamo investire nella difesa, nelle comunicazioni, nell'istruzione, nella tecnologia, come se ci fosse un super Stato europeo. Io ti devo dire la verità, professore, di questi discorsi ne ho strapiene le tasche e mi sembra che li sento da 25 anni e non hanno portato a niente se non al degrado e a un benessere economico in diminuzione, non in crescita. Mi sbaglio? Sono un cretino? Sono un cittadino idiota? No, è assolutamente così. E Panetta sembra di riprendere le parole di Draghi, insomma, si saranno visti prima, avranno preso un caffè e poi si saranno detti che cosa deve dire. Ora, che il progetto sia anche un progetto politico, ma bisogna intendersi che cosa vuol dire progetto politico, no? Perché nell'Unione Europea, quando è stata fatta e quando è stata pensata, e stiamo parlando
noi ne stiamo parlando, c'era il serpente con il serpentone, il famoso SME, Lo SME. nel 1991, quando l'attacco finanziario all'Italia, portato da Soros e portato poi col famoso prelievo sui conti correnti di notte fatto da Amato, quella situazione in realtà prevedeva sì una unione monetaria, ma il rispetto delle politiche interne. Non puoi avere non puoi avere un modello di Stato come quello americano, sostanzialmente, no? Perché noi abbiamo una storia diversa. Essere governati dagli Asburgo, dai Borboni o da altre forme o dai papato in secoli, evidentemente porta a modelli culturali profondamente diversi. E quindi è chiaro che la storia è sempre una. Quindi pensare a un progetto politico unitario del sistema è incompatibile con le finalità con le quali era stata istituita, fra virgolette, l'euro, la moneta comune. È evidente che all'interno dei singoli paesi ci devono essere delle stabilità politiche che non possono essere imposte dall'esterno. Ora, se questa politica deve essere funzionale, e qui io non sono assolutamente d'accordo sul fatto che noi dobbiamo riarmarci. Ora, la NATO, allora, il discorso della NATO, ma la NATO non è mai stata fatta per difendere l'Europa. Gli Stati Uniti se ne fottono altamente dell'Europa. Quello che interessava agli Stati Uniti era sostanzialmente mettere un muro di fronte all'espansione della Russia, e quindi hanno fatto basi a partire dalla Germania. Noi abbiamo diverse basi in Italia perché siamo nel Mediterraneo, perché eravamo vicini al patto di Varsavia. Quindi il problema vero della NATO, e adesso Trump viene a dire noi vi dobbiamo difendere, ma cosa ci viene a difendere? Non ci avete mai difeso. Voi avete difeso quello che interessava a voi, cioè tenere sotto controllo americano un'Europa che non scappasse da un'altra parte. Qui la vera funzione della NATO era quella di tenere sotto il tallone di ferro americano l'Europa, e che l'Europa facesse esattamente sempre quello che ha fatto, come ha dimostrato di fare la Ursula von der Leyen, ubbidendo ciecamente a Biden e a Trump, questa stupida donna. Insomma, è chiaro che il problema vero a NATO non è nata per difendere l'Europa. La NATO è nata, scusate la contraddizione dei termini, è nata per bloccare la Russia. Tant'è che quando è saltato il muro di Berlino, Gorbaciov, avendo fatto un accordo con Reagan e Bush di far bloccare l'espansione della NATO verso l'est, la prima cosa che hanno fatto gli Stati Uniti è portare la NATO ai confini della Russia, portandola sino al punto di attaccare l'Ucraina, insomma, no? Quindi questa situazione, questa storia della NATO è una mistificazione assolutamente inaccettabile, perché la NATO non nasce che Trump venga a difendere. Noi vi abbiamo difeso cosa? Difeso cosa? E se questo punto va via, io direi, mi dispiace doverlo dire, ma che vadano via, insomma, no? Perché noi, per quanto riguarda, noi non pensiamo che la Russia venga a invadere, come diceva qualche imbecille, il Portogallo, insomma, no? Perché poi abbiamo anche gli imbecilli, insomma, il problema è che l'uomo è soggetto a tanti problemi, è soggetto si vede anche alla malattia, ed è soprattutto soggetto allo stupido. E questo, come diceva il grande storico Cipolla, è lo stupido, è la persona più pericolosa al mondo. Ecco, professore, permettimi, e mi hai fatto anche sorridere amaramente, senz'altro, però voglio chiudere, visto che abbiamo 2 minuti, con un'altra notizia che è di tenore molto diverso rispetto a ciò di cui abbiamo parlato fin qui, ma che ha a che fare con la tua esperienza nel settore pubblico nel quale tu hai sempre detto manca la responsabilità e il controllo, no? Il controllo e l'assunzione di responsabilità, mi pare che in inglese si dica accountability, è una cosa che difetta nella nostra pubblica amministrazione. Allora,
colgo la notizia che oggi è sulle prime pagine dei giornali per farti questa domanda in tema di responsabilità e di pagare il conto. Come saprai, è stato condannato in via definitiva l'ex amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Moretti, il quale dovrebbe andare in carcere. Ora, l'incidente ferroviario di Viareggio è all'origine di questa vicenda. 29 giugno del 2009 morirono 32 persone, ne furono ferite un centinaio. Il 16 dicembre 2010 la Procura di Lucca iscrive nel registro degli indagati 38 persone. Con la consueta celerità la giustizia italiana arriva a un verdetto dopo 16 anni. Mauro Moretti oggi ne ha 73 di anni. Tu che ne pensi? Paga giustamente o, come dice lui, per tutti i manager questo è un precedente pericoloso? Ovviamente, allora, io mi sono occupato per tanto. Allora, dico subito che accountability Montanelli diceva che era un termine non traducibile in italiano, no? Tanto per fare capire quanto fosse difficile la rendicontabilità. Ci deve essere una rendicontazione responsabile. Io mi sono occupato per tantissimo tempo di ero in organismi di controllo dei danni, eccetera. Il problema qual è? Che tu all'interno di ogni azienda, allora non è solo Moretti, pensiamo al Ponte Morandi, certo. Pensiamo a queste cose, come mai non vengono fuori le responsabilità? Perché è evidente che, allora, se il caso ha voluto che fosse stata, viene un fulmine, tu che colpa hai se viene un fulmine? Ma se si creano le condizioni, per esempio quel famoso processo di Torino per il tungsteno, cos'era? Per no, non il tungsteno, per quel materiale l'amianto cancerogeno, no? Venne accusato, morirono insomma, no? Diverse persone, anche quello è un processo che andò per le lunghissime, ma lì venne fuori che non avevano fatto la manutenzione. Allora il problema è se tu hai un'azienda, io mi sono occupato tante volte personalmente, ho avuto tanti processi, non io, ma per le società che rappresentavo, su delle responsabilità se succedevano dei decessi. Allora tu devi dimostrare che hai fatto tutto quello che potevi fare, poi se uno si butta sotto il treno e tu non è che puoi fare quella roba lì. Quindi si tratta di capire se dal punto di vista della difesa delle ferrovie sono state fatte tutte le operazioni necessarie o se nello svolgimento del lavoro qualcuno ha omesso delle attività di rischio di monitorare, perché il vero compito di chi fa internal audit è di monitorare le attività di rischio. Quindi tu devi andare a verificare. È chiaro che se c'è un terremoto e muoiono delle persone non è mica colpa tua, ma se c'è un terremoto e tu non hai fatto delle costruzioni in una zona ad alto rischio sismico, tu non hai fatto delle costruzioni contro il terremoto, la colpa è tua. Perdonami professore, in questo caso la colpa è mia perché ho introdotto un argomento con troppi pochi minuti, quindi magari lo riprendiamo. Ma l'ultima cosa, se tu hai degli allagamenti e non hai fatto dei drenaggi, la colpa è di chi non ha fatto dei drenaggi. Cioè io mi sono occupato sempre di queste cose e tu la prima cosa che fai in un'azienda, che cosa fai? Vai a verificare i rischi che corre, dove corre i rischi e devi tamponare con delle misure di controllo i rischi. Poi se succede qualcosa, può succedere, ma tu puoi dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il rischio. Allora, professore, noi dobbiamo dobbiamo salutarci qua. Io ti ringrazio, come al solito. Ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Grazie al professor Fabrizio Pezzani. Un saluto a tutti. Un saluto a tutti. Arrivederci.